ai relatori che oggi, 2 giugno 2013, non possono festeggiare in modo migliore assieme a noi questa festa, il primo Festival Costituzione. Ringrazio il professor Cheli, già vicepresidente della Corte Costituzionale, docente in moltissime università, e il professor Sergio Bartolo, professore emerito di diritto costituzionale all'Università di Trieste. Oggi parleranno dei loro libri, delle loro pubblicazioni che hanno recentemente prodotto per il Mulino e diranno quali sono le prospettive della Costituzione, queste idee a confronto. Moderatore, che ringrazio anche lui, il direttore del Piccolo di Trieste, il dottor Paolo Possamani. Grazie e buon lavoro. Buongiorno a tutti. Dirò mi fa un certo che vedere la scritta sindaco sulla base del microfono, ma siamo alle prese esattamente con questioni che hanno a che vedere con le istituzioni, con i diritti, con la casa comune che insieme abitiamo e che ha tra direi proprio le sue fondamenta nella Carta Costituzionale. Abbiamo la fortuna oggi di discorrere di questo che è la pietra angolare del nostro vivere comune, con due maestri del diritto, due veri maestri del diritto e specificamente del diritto costituzionale come Cheli e come Bartole. Bartole mi ha preso all'anno in tanto in quanto siamo, diciamo così, impegnati insieme nella conduzione di un giornale, il Piccolo. Dico concretamente impegnati insieme, nel senso che un giornale funziona come una casa, come un'istituzione dove ci sono ruoli differenti, ma tendenzialmente vorrei trovare delle rotte convergenti, e tra le mie tante fortune c'è anche quella di aver incontrato persone che sanno più di me e che mi aiutano e dalle quali imparo leggendo, che è un privilegio raro, devo dire. È una delle cose più belle del mio mestiere, riuscire ancora a leggere, a imparare, a incuriosirsi. E Bartole, per mia fortuna, continua a onorarmi della collaborazione al Piccolo. Allora, dicevo di questa carta che rimane tra attuazione e attualità, che rimane la materia, direi sostanziale della politica da molti anni, forse anche possiamo dire ormai da decenni, materia come fosse una coperta. E poiché il concetto di patria, ossia di bene che ci è stato consegnato dai padri, forse lo abbiamo un po' perso per via in questi ultimi 20 o 30 anni, non c'è neanche da sorprendersi che ci sia questo tiro alla fune, questo gioco appunto a tirare la coperta o di qua o di là, perché probabilmente il ceto politico di oggi, ma direi il ceto dirigente di oggi, purtroppo non è nemmeno parente di quello che nel dopoguerra ha scritto il testo della Carta. Allora partiamo, se mi consentono i nostri due relatori, partiamo da questioni di attualità e poi andiamo a vedere come queste faccende che appartengono all'agenda dei giornali e dunque del nostro vivere quotidiano, come questi temi rimontano appunto ai primi anni del dopoguerra, del secondo dopoguerra naturalmente, e che significato i nostri padri costituenti gli avevano attribuito a determinate scelte, come sono andate trascolorando, come le abbiamo interpretate noi e in che misura oggi rispondono alla loro
necessità, e cioè alla loro utilità, perché questa casa deve dimostrare la propria utilità in rapporto ai tempi odierni. E comincerei dunque dallo spunto che ci viene più fresco, più recente. Direte, ma questa storia l'abbiamo già sentita negli ultimi 20 anni, alcune dozzine di volte, è vero, però rimane lì a interrogarci e in qualche modo anche a ingombrare il terreno della politica. E mi riferisco all'uscita del Premier, o meglio, dopo sarò duramente corretto anche sulla terminologia, non c'è nessun Premier, del Presidente del Consiglio, del Presidente del Consiglio Enrico Letta, che ieri al Festival dell'Economia, a proposito, auguro a questo festival di trovare un suo cammino, un suo percorso, un suo itinerario di crescita, e se posso farvi un auspicio, mi piacerebbe tanto che diventasse come quello dell'economia di Trento, che a suo modo è un vero modello per la ricchezza dei temi, per la sapienza dei contributi, naturalmente anche per la capacità poi di seminare cultura in un pubblico molto vasto. Questa è una delle caratteristiche di quel festival. Allora, dicevo, ieri Enrico Letta è tornato sulla questione del semipresidenzialismo, e in sostanza, se mi consente l'espressione che è proprio forzata, da sinistra torna a rimettere il tema del semipresidenzialismo al centro del dibattito politico, sapendo perfettamente che incontra l'adesione, non vorrei dire l'entusiasmo, ma sicuramente l'adesione dell'altra parte, che del semipresidenzialismo o del presidenzialismo ha fatto uno dei tratti ricorrenti del percorso di questi 20 anni. Allora, mi piacerebbe, professore, che lei ci aiutasse a leggere il senso del semipresidenzialismo oggi, con le sue opportunità, con i suoi rischi, in un paese che non è la Francia, ma che ha una propria storia e un proprio tracciato anche di, diciamo così, di disavventura. Prego. Prima di tutto grazie per questo invito, veramente molto gradito. Avendo dedicato una vita alla nostra Costituzione, mi fa molto piacere partecipare al primo festival sulla Costituzione. Il tema che ora il nostro Presidente ci propone rappresenta un po' un filo rosso nella storia del costituzionalismo italiano. È un fiume carsico che scompare, ricompare. Alla Costituente si parlò di presidenzialismo. Calamandrei fu il costituente più autorevole che pose questo tema, pensando al modello americano, che il Partito d'Azione aveva un'idea per cui bisognava combinare presidenzialismo e federalismo. Rimase in minoranza con una voce solitaria. Poi il tema e la scelta fu parlamentare, molto motivata. Poi il tema è raffiorato nel corso degli anni. Negli anni 80 la proposta di Craxi, nel 78 la grande riforma in senso presidenzialista, le commissioni bicamerali, la commissione D'Alema che fa maturare una forma guardando alla Francia. Adesso poi si comincia, c'è già il modello francese in funzione, che funziona bene. Nella commissione D'Alema si costruisce una forma di semipresidenzialismo all'italiana, si guarda al modello francese ma si cerca di non indebolire troppo il Parlamento della tradizione italiana. Anche questa è una prospettiva che cade. Adesso riaffiora il tema e c'è anche un largo consenso dell'opinione pubblica. Io penso che, dovendo esprimere un'opinione personale, in astratto il modello può funzionare, in Francia ha funzionato, sta funzionando.
è un modello che può dare stabilità ai governi, può aggregare le maggioranze, tanto più se combinato con un sistema elettorale alla francese, cioè uninominale a triple turno, un sistema aggregante. Il problema è vedere, di capire se può funzionare in Italia, e su questo io esprimo fortissimi dubbi che si legano proprio alle motivazioni originali per cui il semipresidenzialismo fu rifiutato dalla Costituente. Se voi andate a rivedere gli atti della Costituente, settembre 1946, la Commissione 75 comincia a discutere la forma di governo. Mortati descrive le forme di governo: parlamentarismo, il governo presidenziale, il governo direttoriale, il governo assembleare. Si discute, nella discussione intervengono le migliori personalità della politica e della cultura italiana, Einaudi, Perassi, Calamandrei. È una discussione, rileggerla oggi è entusiasmante. Il risultato è: il presidenzialismo non è adatto all'Italia perché l'Italia è un paese diviso. In un paese diviso la forma migliore è la forma parlamentare, perché la forma parlamentare consente il colloquio tra le parti, consente la maturazione graduale dei problemi. E allora, alla fine di questa discussione, Perassi, che era un grande internazionalista, fa un ordine del giorno, il famoso ordine del giorno Perassi, in cui si dice che la Costituente, dopo aver discusso delle varie forme di governo, non segue né il governo direttoriale né il presidenziale, ma sceglie il governo parlamentare a una condizione: di correggere il governo parlamentare con correttivi che impediscano le degenerazioni del parlamentarismo, perché allora sapeva chiaro che il parlamentarismo può degenerare, l'esperienza della Terza Repubblica francese, che i partiti possono dividersi, che si può andare in una situazione di caos e di non decisione. Ecco, questi correttivi furono posti nei poteri che la Costituente dette al capo dello Stato. E anche se non ci si fa molta attenzione a questo, il modello italiano non è un modello presidenziale parlamentare puro, è un modello parlamentare corretto in senso presidenziale, perché il capo dello Stato ha dei poteri effettivi, non è, come diceva Luini, la Costituente un taglianastri, ha il potere di sciogliere le Camere, di indicare il Presidente del Consiglio, di varare governi, di rinviare le leggi alle Camere, di inviare messaggi alle Camere, di nominare 5 giudici della Corte Costituzionale e così via. Cioè una gamma di poteri molto forti che avvicinano un modello parlamentare italiano al modello presidenziale. Allora si vuole fare il salto di corsia, uscire da questo modello parlamentare per eleggere direttamente il capo dello Stato e fare un modello semipresidenziale. E il rischio, secondo me, è ancora quello che i costituenti videro, cioè il rischio di accentuare le divisioni. Se noi facciamo questa scelta, i poteri di garanzia che oggi sono in mano a un presidente forte, e li abbiamo visto che hanno funzionato, pensate alla crisi degli ultimi 2 anni, il capo dello Stato italiano ha esercitato dei poteri incredibili, tant'è che molti costituzionalisti dicono siamo già nel governo presidenziale, non è più un governo parlamentare, ma in realtà Napolitano è molto attento ai confini della forma di modello parlamentare. Ecco, se noi imbocchiamo la strada di eleggere per volontà del popolo un capo dello Stato, questo capo dello Stato perde quelle caratteristiche che oggi ha di avere poteri forti in garanzia, cioè nell'interesse di tutti, viene rappresentante di una maggioranza. Allora l'interrogativo che ci deve porre in questi 60 anni di esperienza costituzionale: le divisioni originarie sono superate al punto di fare una scelta forte, così divisiva come è un governo semipresidenziale o presidenziale. In Francia si fece nel momento in cui De Gaulle riuscì a imporre, diciamo, un concetto di unità nazionale molto forte. Ecco, il problema storico italiano è questo: se siamo arrivati a un grado di maturità per cui la scelta non presenti rischi. La mia convinzione, forse sono un conservatore in questo, è che ancora l'Italia abbia bisogno di un modello parlamentare che consenta il colloquio tra le parti, sia pure un modello parlamentare corretto, con forti antidoti che evitino la situazione in cui ci troviamo ad esempio oggi, la difficoltà di costruire maggioranza, ma questo non è un problema di governo, è di legge elettorale,
e la possibilità di dare ai governi il compito di decidere in tempi rapidi. Avvertenze per l'uso: se siete qui per vedere due che fanno cazzotti non ci riusciremo, e una traccia in questo senso la trovate fin dai titoli degli ultimi due libri che sono editi entrambi dal Mulino, uno Nata per unire, l'altro La Costituzione è di tutti. Si capisce bene appunto che programmaticamente, diciamo, i nostri due relatori hanno una visione molto sintonica di questa carta, e dunque nel momento in cui chiedo a Bartole di ragionare su questo aspetto, cioè sul semipresidenzialismo, non mi aspetto che tirerà sciabolate sulle tesi appena esposte da Cheli, però gli chiedo se anche dal suo punto di vista l'Italia di oggi non è matura, così come non lo era con assoluta evidenza dati gli anni, i 20 anni precedenti che avevamo vissuto allora, se anche oggi non è matura per vivere una stagione di scelta secca, nome A e nome B, come guida, come cardine per la vita democratica. Grazie direttore. Se vuole le cedo quello del sindaco. No, mi metti in difficoltà, ma non diventa rosso, eccolo qua, benissimo. Ha una certa. Grazie direttore. Dunque, io vorrei sottolineare alcuni aspetti a completamento della posizione di Enzo Cheli, posizione che io, come ha già preannunciato il direttore Possamai, condivido. La prima ragione per la quale io guardo con diffidenza all'esperienza francese è che noi tante volte andiamo dimenticando un aspetto, che anche in Francia non tutte le cose vanno bene. C'è stato un lungo periodo ad intervalli della coabitazione, cioè nel senso un presidente di una parte politica, il presidente del Consiglio dei Ministri o primo ministro di un'altra parte politica. Il che cosa ha determinato? Ha determinato una serie di conflitti che in Francia hanno, badate bene, maggiore rilevanza di quanto non possano avere in Italia, perché in Francia il Presidente della Repubblica è anche il capo dell'esecutivo, mentre invece non lo è il capo dell'esecutivo, il Presidente della Repubblica in Italia. Questo è un punto da tenere in considerazione, cioè noi dobbiamo tener conto che se noi andiamo a scegliere il modello francese spostiamo una serie di poteri che oggi stanno a Palazzo Chigi al Quirinale e nel contempo rendiamo più difficile l'esercizio al Quirinale di quei poteri che oggi spettano al Quirinale, perché il Quirinale diventa la sede di un esponente di un preciso indirizzo politico, tant'è vero che è il risultato di una competizione elettorale. La competizione elettorale di necessità porta ad una contrapposizione ed è per questo che io vedo con sospetto l'introduzione del semipresidenzialismo, anche proprio guardando alla esperienza francese e guardando al rischio della coabitazione che poi, ha ragione Enzo Cheli, sarebbe estremamente facile in Italia, se è vero che in Italia esiste una divisione all'interno della nostra società civile e società politica. Allora a quel punto c'è effettivamente la possibilità che di volta in volta si arrivi ad una elezione del Parlamento diversa, con risultati diversi dall'elezione
del Capo dello Stato. Quello che poi mi spaventa, e qui lo dico apertamente, è che un cambiamento così radicale della nostra forma di governo, e questo è un ragionamento contingente che non attiene tanto alla qualificazione della forma di governo di per sé, ma quanto all'operazione politica che si vuole portare a compimento, mi spaventa che una scelta siffatta sia affidata ad un governo che di necessità viene definito un governo di servizio provvisorio o temporaneo. Questa è una scelta epocale, una scelta che deve caratterizzare la nostra forma di Stato. Siamo noi oggi in condizione di fare questa scelta attraverso un governo che fra l'altro è all'interno profondamente diviso e macerato da contrapposizioni? Questo è un punto che va tenuto presente a mio modo di ragionare. Cioè, in sostanza, io dico questo: forse sarebbe più opportuno che le riforme costituzionali si fermassero su alcuni aspetti specifici di funzionalità del sistema. Funzionalità del sistema che, primo, riguarda ad esempio il bicameralismo, l'esistenza di due Camere il cui voto è uguale sullo stesso testo è necessario al fine di varare le leggi. Questo è un punto importante. L'assenza di una rappresentanza degli enti locali nel Parlamento, che sposterebbe senza dubbio l'equilibrio del nostro sistema politico, perché noi abbiamo oggi un sistema politico in cui le Camere rappresentano l'individuo e le sue associazioni, i suoi gruppi. Qui con il Senato delle Regioni noi avremmo una rappresentanza organica dei territori, in cui l'individuo ha una rilevanza in quanto obbligato, nel senso che io faccio parte di quel territorio e necessariamente la rappresentanza regionale mi rappresenta. Tanto è vero che ci sono sistemi di Camera delle Regioni o Senato delle Regioni in cui tutti i voti per una regione spettano alla rappresentanza della maggioranza. Quindi non dimentichiamo, questo è un aspetto anche da essere tenuto presente. Quindi io in sostanza, per arrivare rapidamente alla conclusione di questo mio intervento, guardo con perplessità a questa scelta, aggiungendo una cosa. L'ha già detto Enzo Chedi: il Quirinale è stato il potere di riserva in Italia. Non solo è un potere di riserva nella conflittualità di ogni giorno, arrivano leggi che non vanno bene con la Costituzione, il Capo dello Stato può rinviarle a nuova approvazione del Parlamento, ma anche proprio in relazione a certe crisi epocali come quella che abbiamo attraversato nell'autunno 2011. Lì, se non c'era Napolitano, chi tirava fuori l'Italia? L'Italia non poteva fare come il barone Münchhausen, che cercava di tirarsi fuori dalla melma tirandosi per i capelli. E quindi questo è un punto che va anche sottolineato. Il Capo dello Stato da noi è, come diceva un vecchio costituzionalista molto autorevole, che è frequentemente citato da uno dei collaboratori di Repubblica, Alessandro Pace, Carlo Esposito. Carlo Esposito aveva detto: il Capo dello Stato è il grande risolutore delle crisi, l'uomo di garanzia nelle crisi del sistema. E questo è un punto che va tenuto presente, perché effettivamente in quel momento, badate bene, non dimenticatevi che nell'autunno 2011 Napolitano ha sì fatto uscire dal governo l'onorevole Berlusconi, ma ha anche rifiutato le elezioni al Partito Democratico. È chiaro che un presidente che fosse stato di una o dell'altra appartenenza non avrebbe effettuato tutte e due le scelte, avrebbe in qualche modo favorito una nelle sue parti, a meno che fosse stato un santo ed uno al di là di ogni sospetto come la moglie di Cesare. Grazie.
Professor Chiesi, io le vorrei provocare. Lei poco fa ha detto forse sono un conservatore. Allora, la conservazione è sicuramente un aspetto di valore. Per esempio di là abbiamo un conservatore che si occupa di antichi manoscritti, li tramanda e li appunto li valorizza per tutti noi. Esiste naturalmente anche una seconda accezione della conservazione che trascolora nel conservatorismo, e qui arriva la provocazione. Ma dal suo punto di vista il testo che abbiamo ricevuto è un Moloch intoccabile, è materia talmente finemente elaborata, talmente perfettamente corrispondente alla natura, direi al corpo sociale italiano, con una sorta di abito sartoriale che contiene perfettamente le nostre forme, da non essere cambiato in nulla. Cioè, mi viene a mente che, se penso alla musica, quando è stata immaginata la forma sonata esisteva la forma concerto, no? E poi la forma sonata è stata a sua volta elaborata, esisteva la forma della sinfonia, 3 parti, 4 parti, eccetera. Ma il sospetto, e qui uso un altro termine molto interessante che poco fa è emerso nel periodare di Bartole, il sospetto del, chiamiamola gente comune per comodità, e io mi associo alla gente comune, è che ci sia un disegno pervicace di mantenere lo status quo a qualsiasi costo. Lei fa parte di quelli? No, io spero no. Forse qui va chiuso. È chiuso di là. Aspetta, chiuso. Ecco. Quindi ci sono due visioni della Costituzione. Una è appunto della Costituzione che non si tocca, esprime una volontà storica, è quella del momento in cui nasce, e tutti gli organi che devono applicare la Costituzione a partire dalle corti costituzionali devono leggere la Costituzione per quello che dice nel suo significato letterale e storico. L'altra visione è quella a cui io aderisco, che pensa che qui di essere, avendo letto con attenzione il libro di Sergio Martri, di essere anche in questo punto d'accordo con lui. L'ho fatto anch'io. Che vedo che la seconda posizione che vede la Costituzione come un organismo vivente. Le Costituzioni evolvono nel tempo a mano che evolve il tessuto sociale di un paese. Perché? Perché le Costituzioni non sono norme prescrittive su come esercitare i poteri di governo, ma sono carte di valori che interpretano gli elementi che tengono uniti una comunità, che tengono uniti un paese, e questi valori evolvono nel tempo, si sviluppano nel tempo. La stessa Costituzione italiana, che poi si dovrebbe modificare andando forse oltre le righe, diciamo, ragionevoli della modifica, è stata modificata 35 volte. In 60 anni la Costituzione italiana ha avuto 35 modifiche. Alcune sono state, come si dice, modifiche di manutenzione, piccole modifiche, alcune sono state molto incisive. Pensate all'eliminazione dell'immunità parlamentare nel 93, quando scoppia la crisi di Tangentopoli. Pensate alla modifica al 111, l'introduzione dei principi del giusto processo. Pensate all'abolizione della pena di morte per i reati militari. E da ultimo, un anno fa, la modifica dell'articolo 81, una modifica di cui ancora l'opinione pubblica non si è resa conto, ma che comincia a mordere sulla carne delle persone, che è l'equilibrio di bilancio, cioè avere tradotto un principio molto severo dell'Unione Europea in una carta costituzionale. Una modifica è stata fatta in 6 mesi, cioè anche il fatto di dire che la procedura di revisione costituzionale è troppo lunga, bisogna scegliere procedure speciali, è contraddetto, ma quando c'è la volontà politica in 6 mesi si può modificare. Cioè, le modifiche alla Costituzione ci sono state.
E io sono convinto che proprio per la funzione che le Costituzioni hanno, organismi viventi, non sia affatto vietato modificare la Costituzione. Il punto è di individuare la linea di confine di ciò che è giusto modificare e di ciò che è giusto tenere fermo. E nella Costituzione italiana questa linea di confine, secondo me, è molto chiara e a volte le forze politiche la dimenticano. Quando, iniziando questa legislatura, alcuni hanno parlato di legislatura costituente, hanno detto, a mio avviso, una sciocchezza. Il potere costituente è un potere che non ha limiti. Quello che si vuole fare, anche modificando la forma di governo, è un potere di revisione costituzionale. Qual è la linea distintiva? Appunto, il potere costituente può fare tutto, parte da zero. Il potere di revisione fa tutto quello che è consentito da una Costituzione in vigore. Allora, quali sono i punti da modificare in una Costituzione? I punti che non hanno funzionato. I punti che non hanno funzionato nella Costituzione italiana sono i punti che attengono alla formazione dell'indirizzo politico, cioè alle scelte politiche, al rapporto corpo elettorale Parlamento, al rapporto Parlamento-Governo, governi stabili, governi inefficienti, frammentazione del sistema politico. Ma questi sono limiti che non attengono al modello costituzionale, ma alla disfunzione del sistema politico, di quello che sta sotto il modello costituzionale. Allora, modifichiamo sì la Costituzione nei punti in cui non funziona, e uno dei punti che non funziona è il bicameralismo, perché ad esempio fare due camere con gli stessi poteri che però sono strutturalmente diverse significa non risolvere mai il potere, la governabilità come lo vediamo adesso con due camere che danno maggioranze diverse non si risolve, perciò le mani sul bicameralismo va messo. Ma cos'è che non si deve toccare di questa Costituzione? Si deve toccare quelle che sono proprio le radici formative della Costituzione. Questa Costituzione ha dato, è stata costruita su un principio di fondo, che è la difesa della persona. È il principio che riuscì a unire le tre culture che si contrapponevano nell'immediato dopoguerra. Cattolici, marxisti e liberali si trovarono d'accordo su un punto. Quando si fa il compromesso costituzionale, fu un compromesso forte, fu un accordo sostanziale, si usciva dal fascismo, si usciva dalla guerra. Qual era il punto su cui si concordava? Che al centro del sistema c'era la persona con i suoi diritti e dalla persona nascevano, per circoli che si andavano allargando, la persona nella società, persona famiglia, persona scuola, persona professione religiosa, sindacato, partito, la piramide rovesciata di cui parlava Moro, no? Dal soggetto ci si allarga verso la società e poi si va verso lo Stato. Questa fu un'intuizione forte su cui le divisioni italiane di quel momento, gravissime, furono riunite. E questa visione a cosa portò? Portò all'idea che bisognava costruire uno Stato costituzionale, cioè uno Stato dove il potere decisivo finale non fosse della maggioranza. La maggioranza doveva si svolgere gli indirizzi politici, ma nei limiti della Costituzione. Rileggete l'articolo 1 della Costituzione. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Il popolo si esprime attraverso i partiti, attraverso le maggioranze, ma nelle forme e nei limiti della Costituzione. Questo significa aver costruito uno Stato costituzionale dove la Costituzione è di tutti, è una cosa che sta sopra le maggioranze, che sta sopra i partiti. E di avere interpretato questa nozione di Stato costituzionale proiettandola in un sistema politico pluralista, in una democrazia pluralista, dove tutte le posizioni politiche e culturali sono ammissibili. La libertà di voto, la pluralità dei partiti politici, la libertà di espressione del pensiero, queste sono le libertà forti del nostro paese, quelle che hanno reso un paese così sgangherato dal punto di vista della gestione del potere politico, un potere fortissimo dal punto di vista delle libertà. Tu sei un comparatista e se guardi il mondo europeo, anche l'esperienza dei 193 stati che formano il mondo, direi che su questo piano la democrazia italiana, sui diritti fondamentali di libertà, la persona, la libertà di espressione del pensiero, è una delle democrazie più forti. Allora questi sono i punti che non vanno toccati. Questi sono i punti che non vanno toccati, cioè la centralità della persona nel modello costituzionale e un sistema di Stato costituzionale costruito su una democrazia pluralista
dove ci sia un forte equilibrio tra i poteri di indirizzo politico rispetto alle maggioranze e i poteri di garanzia costituzionale a tutela dei valori comuni che hanno unito il Paese. E allora queste norme di tutela dei valori comuni che hanno unito il Paese sono i poteri che ha in mano il Capo dello Stato, il rappresentante dell'unità nazionale, non della maggioranza, qui si ritorna al presidenzialismo, sono la Corte Costituzionale, sono la magistratura, che sono i poteri che hanno funzionato. Allora, ecco, modificare la Costituzione sì, è un organismo vivente, va interpretata evolutivamente, va modificata, ma va facendo attenzione di modificare ciò che non ha funzionato senza andare a toccare ciò che ha funzionato. Non ha funzionato il sistema dei partiti, il sistema di formazione delle maggioranze, il rapporto Parlamento-Governo, hanno funzionato i poteri di garanzia e i diritti di libertà. Quelli sono i punti che a mio avviso non vanno toccati. Grazie. Sottolineava la centralità della persona nella dinamica, nell'architettura di pensiero sottostante alla Carta. Le chiedo, il tema dei diritti civili che ineriscono la sfera individuale, soggettiva, che sono fortemente evoluti, hanno chiamato in causa una revisione etica importante e impensabile fino a 10-15 anni fa. In che maniera possono essere integrati, possono essere riconsiderati in un processo di revisione della Carta? Naturalmente l'esempio più semplice è anche questo tratto dall'attualità, ha a che fare per esempio con questa polemica direi molto radicale che sta sconvolgendo il più laico forse degli stati europei, e cioè la Francia, laddove si va a discutere non tanto della formazione delle coppie omosessuali quanto della capacità di adozione riconoscibile alle coppie gay oppure no. Voi avete visto per esempio che in Francia, non per azione di una chiesa che francamente è fragilissima in Francia, molto più fragile che in Italia, ma come moto direi popolare, non mi viene un'altra espressione, ha mobilitato le folle nelle piazze. Prego. Ecco, ci siamo. Il tema che lei mi propone è estremamente stimolante anche perché ci ricorda, tra l'altro, che questo festival non solo era dedicato alla Costituzione, ma era dedicato ad uno dei particolari diritti che in Costituzione trovano una garanzia, il lavoro. E il lavoro è uno di quei diritti della cui garanzia e implementazione lo Stato si deve dare carico. Però, siccome di questo si è già parlato abbondantemente, io vorrei affrontare più in generale il discorso dei diritti. Ecco, questo è uno di quei temi sui quali ci possiamo soffermare se guardiamo alla nostra esperienza storica. Guardate bene, molto della polemica riguardante la Costituzione è fatta da gente che legge la Costituzione, ma non legge ciò che sta dietro la Costituzione e che si è in qualche modo caricato sulla Costituzione. Io faccio sempre un esempio perché è molto facile, che se voi andate negli Stati Uniti e pretendete di capire gli Stati Uniti dalla scrittura della Costituzione americana, non ci capite niente, perché sulla Costituzione si sono venuti sovrapponendo tutta una serie di elementi che derivano dalla prassi, dalla legislazione, dalle decisioni della Corte Suprema. Lo stesso è anche da noi. C'è stata una storia
che ha in qualche modo dato un reale significato alle garanzie dei diritti. Questo è un punto che bisogna tenere presente. Vi faccio un esempio soltanto. Erano i primi anni 60, si discute a proposito del diverso trattamento dell'adulterio della donna e dell'uomo. La questione va alla Corte Costituzionale e la Corte Costituzionale dice che è giusto, è giustificato, è legittima la differenza di trattamento del reato dell'adulterio dell'uomo e del trattamento dell'adulterio della donna, perché c'è la paura della commistione del sangue, la donna che porta a seguito dell'adulterio in famiglia un altro sangue. Decisione resa dimenticando completamente il principio di eguaglianza, applicato non solo in generale ma applicato anche alla famiglia. Passeranno alcuni anni e la Corte Costituzionale cambierà completamente atteggiamento, dicendo l'evoluzione della società, l'evoluzione dei rapporti sociali ha cambiato i termini del problema. Ecco, da qui nasce un processo che io tendo a definire un processo coincidente col processo di secolarizzazione. Perché in quegli anni o subito dopo arriva la legge sul divorzio e arriva la legge sulla libertà di aborto. In contemporanea si fa la riforma del diritto di famiglia. La riforma del diritto di famiglia all'inizio, andatevi a vedere i codici di allora, non era così drastica come poi si può avvertire oggi. C'erano ancora posizioni in qualche modo che conservavano un ruolo di primazia al marito rispetto alla moglie. Oggi le decisioni sono prese sostanzialmente paritariamente, ma allora ancora no. Ecco, quindi tutto questo che cosa sta a dimostrare? Sta a dimostrare che ci siamo, con il passare degli anni e proprio in forza del contenuto della Costituzione, delle aperture che stanno in Costituzione, ci siamo non direi aggiornati, ci siamo venuti adeguando a quelle che erano le domande della società civile. La società civile spingeva in una certa direzione, oggi non è più il tempo in cui un vescovo può definire, come avvenne a Prato, pubblici concubini, due persone che vivono senza essersi sposati in chiesa. Non dimentichiamoci che c'è stato un processo al riguardo. Ecco, quindi i termini della situazione sono cambiati, e sono cambiati tant'è che anche ci sono importanti posizioni della Chiesa Cattolica e del pensiero cattolico che riconoscono questo cambiamento, perché si riconosce una cosa che è molto importante, che lo Stato non può servire da braccio secolare per i comandamenti della Chiesa. Una cosa è il comandamento della Chiesa, altra cosa è la decisione dello Stato. E del resto, detto per capirci, dove sarebbe il merito di un comportamento conforme ai comandamenti della Chiesa se questo fosse vincolato e obbligato dalla legge dello Stato? Il merito non ci sarebbe più. Ma vorrei aggiungere una cosa: questo processo che si è in qualche modo avviato con il processo di secolarizzazione oggi trova un elemento importante nell'apporto che dà alla nostra società la legislazione europea. Noi negli anni passati non sempre abbiamo dato il rilievo che meritava alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che è altra cosa rispetto alle leggi dell'Unione Europea. Bisogna distinguere il Consiglio d'Europa dall'Unione Europea. Di tempi recenti la Corte Costituzionale è addirittura arrivata a dire che la Convenzione Europea dei diritti dell'uomo costituisce parametro per il giudizio sulla costituzionalità delle leggi.
ed è altrettanto noto la rilevanza e l'importanza che ha il diritto europeo nel nostro ordinamento. Sono anche questi elementi che premono in quella direzione. E qui mi consentite di aggiungere una piccola osservazione alle domande che faceva il direttore Possamai a proposito del governo e della riforma del governo. Una sola considerazione. Ecco un'altra mancanza nel dibattito politico e costituzionale di oggi. Nessuno tiene conto che oggi il nostro governo non è un governo debole, ma è un governo forte, perché si avvale del gancio d'appoggio delle decisioni europee. Scusate, ma voi potete immaginare che Monti era un governo debole quando faceva valere le decisioni europee? Cioè, state attenti, oggi il nostro governo partecipa a decisioni che riguardano gli altri stati nei consigli europei e nel contempo arriva di fronte alle nostre Camere e dice a Bruxelles si è deciso così. Ecco, ciò che mi lascia veramente perplesso è che in tutto questo dibattito sulle riforme costituzionali l'Europa non ha una parte. Eppure il primo problema sarebbe proprio questo: capire come l'evoluzione delle istituzioni europee ha inciso sull'assetto del nostro governo. E da qui bisognerebbe partire, se si vuole avere un'idea che non sia provinciale e domestica come quella che talvolta anima i nostri politici. Grazie. Bartoli poco fa metteva in questione un elemento impensabile 67 anni or sono, qual era appunto il ruolo, l'importanza, il peso di istituzioni sovranazionali, nel caso specifico quelle comunitarie, e più in generale naturalmente non riusciva a traguardare fenomeni di carattere internazionale che però nella nostra vita quotidiana oggi, e qui stiamo a discutere anche appunto dell'attualità della Costituzione, nella nostra vita quotidiana, dicevo, sono potentemente incombenti. Cito a titolo di puro esempio la regolazione o la non regolazione del mercato dei capitali. La grande finanza internazionale, e non è una pura sensazione, direi che ha dato ampie dimostrazioni del fatto che le leggi le scrive o se le fa scrivere su misura e che in buona misura sfugge alle competenze, sfugge alle dinamiche tipiche del diritto del singolo Stato. Allora, dal suo punto di vista, la relazione fra Europa, fra Unione Europea e Italia, specificamente a livello di articolato della Costituzione, come potrebbe tenere conto di questo tipo di fenomeni? Come potrebbe intrecciare la permanenza della sovranità nazionale con la regolazione di fenomeni che sono completamente fuori da noi, come se pretendessimo di tenere le finestre chiuse, fuori c'è l'uragano, ma l'uragano entra, come abbiamo ben visto dal 2008 in avanti, è come se interviene rispetto alle nostre vite. Sì, scusa. Questa domanda io credo che sia il problema del costituzionalismo oggi, il problema che i costituzionalisti e che tutti coloro che hanno a cuore
istituzioni come strumenti di difesa delle libertà, di esercizio dei governi va affrontato, perché il panorama a cui stiamo assistendo sta cambiando completamente gli orizzonti della Costituzione. I fattori sovranazionali, nel caso nostro europei, i fattori internazionali pesano sempre di più e le decisioni che si collegano a questi livelli, livello europeo e livelli nazionali, sono poi dei circuiti tradizionali della democrazia che le Costituzioni nazionali decidono. Non è più il Parlamento italiano, il governo italiano che decide il patto di stabilità, che poi incide sulla nostra capacità di spesa, sui nostri posti di lavoro, sulla recessione, sulla crisi economica, sullo spread, allora quindi cosa sta accadendo? Sta accadendo che quelli che si chiamano volgarmente processi di globalizzazione o di internazionalizzazione hanno messo in crisi le basi dello Stato nazionale. Le Costituzioni moderne sono nate come leggi fondamentali degli Stati nazionali. Le Costituzioni servivano a tenere unito un popolo in un territorio, costruendo un apparato di comando, uno Stato che esercita la sovranità su quel territorio e decide la vita di quel popolo e quel territorio. Ecco, i processi di internazionalizzazione e i poteri sovranazionali hanno messo in crisi questo cortocircuito e probabilmente questa è la ragione di fondo che spiega la disaffezione sempre crescente, non solo italiana, ma oramai mondiale, europea, dei corpi sociali rispetto all'apparato di governo. I cittadini sentono di contare sempre meno e allora vanno sempre meno a votare, si disaffezionano alle decisioni di governo, non credono più nella politica perché sanno di non avere più in mano il potere di decisione che quando funzionava lo Stato nazionale avevano, perché decidevano chi andava in Parlamento e i governi erano poi i soggetti decisori. E allora qui nascono veramente i grandi problemi. Lo Stato nazionale perché è andato in crisi? Lo Stato nazionale si fondava, dicevano i giuristi tradizionali, su tre elementi: un popolo, un insieme di cittadini che stanno in un territorio con uno Stato che esercita la sovranità, popolo, territorio e sovranità, si dice. Il popolo è l'insieme dei cittadini, la nozione di cittadinanza sta cambiando, le società multietniche, i processi migratori, non c'è più una nozione rigida di cittadinanza su cui costruire la democrazia, no? E la nozione di territorio, anche questa sta cambiando, i confini diventano sempre più fluidi, permeabili, la capacità di spostamento, pensare al patto di Schengen, tanto per dirne una, l'abolizione. Ma l'elemento più in crisi di tutto è la sovranità. Lo Stato non può più oggi, lo Stato nazionale, ritenersi sovrano. Questa sovranità oramai è ripartita su tanti livelli che vanno oltre lo Stato. Ci sono i grandi poteri finanziari che contano più degli Stati, che decidono le sorti dell'economia del mondo e non c'è un potere politico statuale che sia in grado di controllarli. Si è detto nelle crisi economiche degli ultimi anni la finanza ha battuto la politica è diventata dipendente dalla finanza. E allora, ecco, questo mette in gioco la stessa nozione dello spazio costituzionale. Come se ne esce da questo? E questo probabilmente poi è un elemento di crisi, perché non si parla oggi più tanto di governabilità quanto di sostenibilità della democrazia. Non è più tanto un problema di governi forti, ma quanto che di una democrazia che sia sostenibile perché i cittadini credono nelle istituzioni. Se i cittadini non credono più nelle istituzioni, allora non è più in crisi il governo, è in crisi la democrazia. E oggi probabilmente il problema si sposta dalla governabilità alla sostenibilità della democrazia. Come si esce da una situazione di questo genere? Si esce favorendo le aggregazioni sovranazionali. Noi abbiamo una strada aperta da oltre 50 anni, che è la strada europea, va percorsa fino in fondo, non ci si può fermare a metà questa strada. I poteri decisionali a livello nazionale contano sempre meno, il minimo livello di decisioni rilevanti a livello continentale. O si imbocca quella strada lì e si trova un punto di equilibrio tra stati nazionali e integrazione europea, o altrimenti si rischia di rimanere tagliati fuori dalle decisioni, e essere tagliati fuori dalle decisioni significa mettere in crisi il concetto di cittadinanza, significa mettere in crisi il concetto di democrazia. Allora c'è un unico modo per uscire, nel caso nostro, è proprio puntare sulla federalizzazione europea, trasformare questa esperienza centrata su una
origine economica in un modello politico, puntare a integrare nei nostri diritti, le nostre libertà, la prima parte della nostra Costituzione, con la Carta dei diritti europei, con le cose di cui si parlava ora, con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e democratizzare le istituzioni europee, dando la possibilità ai popoli europei e ai cittadini di avere il senso di poter decidere anche a livello più alto. E allora questo significa valorizzare il rapporto tra i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo, arrivare probabilmente all'elezione diretta del Presidente della Commissione europea, di cui io si parla, attivare molto gli istituti di democrazia diretta a livello europeo, referendum europeo. Tutto questo significa però riaprire il discorso di una Costituzione europea, un discorso che è stato congelato nel 2006, anche se poi il Trattato di Lisbona in pratica è una Costituzione, sia pure ambientale, ma è una Costituzione. Riaprire quel discorso per arrivare a una Costituzione europea e trasferire quelle conquiste che sono state lo Stato costituzionale, le democrazie pluraliste dal livello nazionale a livello europeo. Altrimenti penso che il processo di declino delle democrazie nazionali sia inevitabile. Mi pare che questo sia diciamo il vettore che ci accompagna a una visione del futuro. Come sta insieme democrazia, sostenibilità, assetto nazionale e cornice da costruire, in buona misura da costruire, sovranazionale, specificamente europeo. Mi viene a mente, se non ricordo male, nel 2006 che c'è stato un referendum confermativo in materia di Repubblica Federale che ha bocciato quella riforma. Lo cito quell'episodio perché la mia sensazione di cittadino, di osservatore è che negli anni, nei decenni per così dire, siamo andati, per usare una sua espressione di poco fa, caricando l'architettura d'origine e abbiamo di quella primitiva architettura talvolta immaginato storpiature, come se della casa comune avessimo provato ad attaccare una veranda, avessimo chiuso un poggiolo, avessimo aggiunto un bagno, tutto questo a prescindere dal fatto che ci fosse o non ci fosse il corridoio, che ci fossero le porte allineate, eccetera. Allora, non è in questione una revisione, un ripensamento in radice, non è da guardare l'insieme degli elementi, metterli davvero bene in ordine, pulire quel che è stato fatto di sbagliato, traguardando quel che poco fa che diceva la necessità di stare insieme poi con altri popoli che hanno per la verità dei punti di collegamento, ma anche degli elementi di distanza non irrilevanti rispetto a noi e alla nostra storia. C'è qualcuno? Grazie. È vero, il discorso sull'Europa comporta che in qualche modo questo puzzle che è l'insieme dei pezzi della Costituzione venga in qualche modo articolato e composto tenendo presente il traguardo costituzionale, cioè scusate, il traguardo europeo. Però non bisogna dimenticare una cosa, e che vi era detto all'inizio: le indicazioni della Costituzione in materia di assetto di forma di governo, per esempio, non sono rigide, ma conoscono una certa flessibilità, una certa quale elasticità.
Ed è questa elasticità che andrebbe sfruttata. Ad esempio, per quanto riguarda i poteri del capo del governo, del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Primo Ministro, del Premier, chiamiamolo come vogliamo, ecco, questi sono poteri che in Costituzione probabilmente non sono ancora completamente sfruttati. Vi faccio un solo esempio. La Costituzione dice il capo dello Stato nomina i ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. E chi li revoca? Noi abbiamo inventato una strana procedura parlamentare per cui ci può essere un voto di sfiducia individuale nei confronti dei ministri, laddove invece, voi sapete, il voto di fiducia che le Camere danno è collettivo. Ecco, non sarebbe stato più giusto, più semplice attribuire al Presidente del Consiglio dei Ministri il potere di revoca dei ministri, o meglio di proposta della revoca al capo dello Stato? Questo per dare l'indicazione come certi problemi di rafforzamento dell'esecutivo non vanno affrontati in modo perentorio, assoluto, ma vanno trovati con una certa quale flessibilità, con una certa quale adattabilità. Un altro elemento: noi non abbiamo in Parlamento una vera normativa che consenta fluidamente al Parlamento di seguire il lavoro delle istituzioni europee. Abbiamo avuto un dibattito di recente. Il Presidente Letta è andato in Parlamento a spiegare qual era l'atteggiamento che intendeva assumere nei fori europei. Rara avis, perché non è che mica sempre si sia fatto così. Berlusconi e Tremonti andavano alle riunioni europee senza prima avere una luce verde dal Parlamento. Questo, e non dico Berlusconi e Tremonti solo perché sono gli antecedenti più prossimi. Anche Merkel. Vabbè, Merkel poi è un'altra questione. Ecco, io non metto il piede nei giardini altrui. Ecco, e questo è un altro punto da prendere in considerazione. Ma allora vedete, possiamo andare ancora più indietro. E c'è un elemento oggi molto importante. Perché molti oggi non accettano certe conclusioni della nostra politica nazionale? Anche perché non ne sanno nulla. Il vero problema è proprio questo, che bisogna riprendere, ridare vita alla rete dei partiti politici. Sono i partiti politici che in qualche modo hanno il compito, come una volta si diceva, di sensibilizzare la base. Si ricorda, c'era questa espressione, ma adesso lasciamo perdere queste terminologie. Ma certamente i partiti politici, nel momento in cui chiedono il consenso, devono anche spiegare perché e per come questo consenso. E questo dico senza mettere in discussione l'apporto dei media, dei giornali, delle televisioni, ma tenendo conto che una cosa è l'informativa che danno i media, un'altra cosa è la decisione collettiva che può essere presa e maturata nell'attività dei partiti politici. E questo è un aspetto importante. Se viene a mancare questo snodo, questo passaggio, il cittadino si trova nella condizione di cui parlava Kelly, non solo perché gli sfuggono i problemi sulla dimensione internazionale, sulla dimensione mondiale, ma anche perché non ha più il controllo nemmeno delle reazioni che in partenza il suo governo, il suo partito e in qualche modo può adottare per reagire alla situazione internazionale. Quindi vorrei chiudere questo intervento con una riflessione sola. I partiti che tanto parlano di riforma costituzionale, non sarà che pensano alla riforma costituzionale per scaricare sullo Stato quella che invece è una ragione di crisi loro?
Cioè non è che certa incapacità non dipende dalle istituzioni, ma dipende dalla incapacità dei partiti di dare. Questo è, credo, il tema di cui dovremmo anche discutere nei prossimi mesi, per capire esattamente perché si passa così agevolmente da una soluzione costituzionale all'altra, senza in fin dei conti dare una precisa motivazione. Pensate soltanto al discorso che si è fatto sullo Stato federale. Tutti erano federalisti, però al momento opportuno tutti corrono a Roma a chiedere soldi. E questo è anche un elemento che va tenuto presente. Grazie. Mi verrebbe da dire, professore, che piccola chiosa a quello che ha appena detto, che la questione federalismo-centralismo ha molto a che vedere poi con l'esercizio efficace dell'autonomia. Ah sì, certo. E sarebbe discutibile che questa autonomia sia stata esercitata in tutte le sue potenzialità se guardiamo banalmente la nostra esperienza. La mia sensazione a proposito di caricamento dal punto di vista dell'apparato istituzionale è che siamo arrivati sostanzialmente al collasso dell'architettura istituzionale, cioè troppa roba. Però vorrei, e ci avviamo davvero verso la conclusione, per quanto io starei qua volentieri, che sto imparando un sacco di cose, quindi lucro, ma vorrei riprendere, ed è questa l'ultima domanda che rivolgo a entrambi, il tema dei partiti. Tema dei partiti che è costituzionalmente vigilato, che è costituzionalmente previsto, se non ricordo male è l'articolo 49, e questa è una tipicità della Carta Costituzionale italiana. Allora, mi piacerebbe capire dal punto di vista di Cheli, così come dal punto di vista di Bartole, il loro punto di vista riguardo a questo presidio democratico, all'attualità di questo presidio democratico, di questa forma di esercizio della democrazia, che francamente talvolta mi pare ci abbia lievemente preso per i fondelli. Mi viene a mente per esempio un referendum che non era proprio equivocabile relativamente al finanziamento pubblico dei partiti circa 20 anni fa, e poi basta, dal momento che siamo in Italia, una mutazione nominalistica e come per magia scopriamo che gli unici che negli ultimi anni hanno avuto grandi disponibilità di denaro, grandissime disponibilità di denaro, con storpiature evidenti a tutti, sono stati esattamente i partiti. Bene, dal vostro punto di vista, i partiti vanno sostenuti anche finanziariamente dallo Stato? Sono un luogo dove il cittadino sua sponte si impegna anche di tasca propria? Che tipo di relazione ci deve essere? Per esempio è degli ultimi giorni l'ipotesi del 2 per 1000, no? Allora, raccontateci come dal vostro punto di vista si fa a garantire quel che dice lei, cioè una fonte di alimentazione del dibattito politico istituzionale, e dall'altra parte però evitare anche di essere presi per vabbei più che per cittadini. Ma questo dei partiti è il punto più critico oggi della nostra esperienza costituzionale.
E appunto quando si parla di riforme costituzionali sarebbe bene partire da considerazione che la vitalità di un sistema politico, di un sistema di partiti non dipende tanto dalle riforme costituzionali, dai modelli costituzionali, dipende dal costume, dipende dall'etica pubblica, dipende anche da leggi ordinarie, che una delle quali è quella sul finanziamento dei partiti, un'altra è quella sulla comunicazione politica, l'accesso dei partiti a mass media e così via. Perciò io credo che questo sia il problema più grosso che oggi l'Italia si trova a dover affrontare. È un problema che batte il tema delle riforme costituzionali spostandolo sul terreno delle riforme della politica. Più delle riforme costituzionali contano le riforme della politica, sono le riforme costituzionali che devono diventare funzionali alla riforma della politica e non viceversa. Perciò prima partiamo dalla legge elettorale, dalla legge sui partiti, dal finanziamento, miglioriamo la qualità della democrazia e poi affrontiamo i temi della cornice costituzionale. Questo comunque per un problema di metodo di come affrontare le riforme. Ma come rispondere a questo problema dei partiti, della loro vita, del loro finanziamento? Anche su questo punto la nostra Costituzione, appunto lei ha richiamato l'articolo 49, è stata molto chiara e direi anche molto ben costruita. L'articolo 49 dice che tutti i cittadini hanno il diritto di associarsi liberamente, perciò si possono associare e non associare in partiti per concorrere con metodo democratico alla determinazione della politica nazionale. In questa norma c'è una risposta ai quesiti. Si tratta di renderla operativa e per 60 anni non siamo riusciti a renderla operativa. Perché? Perché la Repubblica nasce come Repubblica dei partiti, con partiti forti che decidono la costruzione del modello costituzionale e gestiscono poi gli indirizzi politici. Nell'arco di questi 60 anni il sistema politico, il sistema dei partiti è degradato. Dai partiti che in base alla Costituzione dovevano essere i filtri per cui il corpo sociale arriva alle decisioni di governo attraverso i partiti, sono diventati diaframmi, cioè delle barriere che impediscono al corpo sociale di arrivare alle decisioni, sono diventati autoreferenziali, si sono chiusi e da qui i fenomeni di corruzione, sono tutto ciò che è stato il degrado della politica in Italia, non solo in Italia, nell'arco degli ultimi 30 anni. Allora si tratta di recuperare il senso del modello costituzionale, per cui non sono i partiti che concorrono a determinare la politica nazionale, ma sono i cittadini che attraverso i partiti concorrono a determinare la politica nazionale con metodo democratico. Il che vuol dire che il metodo democratico non è tanto legato al comportamento dei partiti che non devono essere violenti, non devono usare le vie di fatto, eccetera, ma al fatto che i partiti devono consentire al loro interno un metodo democratico che dia la possibilità ai cittadini di usare i partiti per arrivare alle decisioni di governo. Quel metodo democratico dell'articolo 49 che per tanti anni abbiamo detto riguardava solo l'azione esterna non violenta dei partiti, in realtà nella visione dei costituenti riguarda la vita interna dei partiti, perché se i partiti al loro interno non adottano un metodo democratico, i cittadini non hanno nessuna possibilità di concorrere attraverso i partiti alla politica nazionale. Ecco che allora il problema è il problema della vita interna dei partiti, della democraticità interna dei partiti, e l'Italia deve affrontare, l'affronta con grande ritardo rispetto ad altri paesi, alla Germania, alla Spagna, una legge sulla vita interna dei partiti, una legge sullo statuto dei partiti. E Grillo si è molto inalberato quando si è parlato di una legge attuativa dell'articolo 49 dicendo no, vogliono tagliare fuori i movimenti, ma no, movimento e partito è una questione di parole. Il problema è chi esercita un'organizzazione politica per influire sulle decisioni di governo deve adottare, tanto più se usa risorse pubbliche, una forma di finanziamento, deve adottare nella sua organizzazione un metodo democratico che dia la possibilità ai cittadini di usare il mediatore sociale per arrivare alle decisioni. Il che significa statuti interni democratici, la possibilità di congressi a date fisse, la tutela delle minoranze all'interno, un diritto di accesso, un diritto di recesso dei partiti, una giustizia interna nei partiti, una trasparenza dei bilanci, tutto ciò che serve a rendere i partiti dei filtri
tra corpo sociale e decisioni di governo, non delle barriere che impediscono il collegamento base sociale. Questo è il punto di fondo. Allora il finanziamento, questo è un tema delicato. Io credo che in una democrazia ideale i partiti si dovrebbero finanziare con i soldi degli iscritti, cioè coloro che vogliono perseguire uno scopo politico organizzandosi devono anche concorrere finanziariamente. Naturalmente questo, di fronte alla complessità della vita dei partiti, dell'organizzazione sociale, non sempre è possibile. Oggi direi che in Italia è possibile per la disaffezione generale del corpo sociale per i partiti, credo anche il 2 per 1000 è destinato al fallimento, tant'è che hanno trovato poi un aggiustamento per cui anche chi non destina il 2 per 1000 però si dà ugualmente. Insomma, allora il problema è, in linea di principio, incentivare il finanziamento privato da parte degli iscritti, che significa la motivazione politica di coloro che vogliono servizi dei partiti. In secondo luogo, se questo non basta, bisogna considerare che i partiti svolgono una funzione pubblica, c'è poco da fare. I partiti selezionano la classe politica, i partiti determinano i programmi su cui nascono gli indirizzi politici e guidano la vita del Parlamento e dei governi. Questa funzione pubblica, se non è sostenuta sufficientemente dal contributo degli iscritti, deve essere sostenuta con un finanziamento pubblico. Questo non deve suscitare scandalo. In tutta Europa è così, ci sono limiti sul finanziamento, si tratta di stabilire delle forme che siano trasparenti e controllabili. Allora, dare una prevalenza al finanziamento indiretto sul diretto, non dare denaro ma dare servizi, dare le sedi, dare delle tariffe regolate o cose di questo genere, e poi incentivare, come appunto si cerca di fare, il finanziamento privato attraverso forme di detassazione. Però io credo che in una situazione di forte distacco del corpo sociale dalla vita politica, se prima non si recupera da parte delle classi politiche il senso di un'etica pubblica, cioè se le classi politiche non recuperano la fiducia dei cittadini, questo problema si risolve con molta difficoltà. Mi sembra che però il tentativo che il governo Letta ha fatto in questi giorni abbia toccato la via giusta, cioè nel senso ridurre progressivamente il finanziamento pubblico, favorire il finanziamento privato e spostare il finanziamento diretto monetario in finanziamento indiretto dei servizi, aumentando i controlli sulla trasparenza. Credo che queste siano un po' le regole elementari per affrontare un problema che però rimane il più complicato della democrazia italiana. E molto rapidamente, per chiudere, il professore diceva data l'ora tarda non conviene proseguire. Dunque ci sono alcune osservazioni da fare. Bisogna fare attenzione anzitutto a quella che è stata l'origine del finanziamento pubblico. Non dimentichiamo che all'origine del finanziamento pubblico sta una particolare perversa tendenza che il nostro sistema aveva assunto nel momento in cui all'interno della democrazia cristiana a De Gasperi si sostituirono Fanfani e coloro i quali puntavano molto ad un legame fra il sistema e l'impresa pubblica. Non dimentichiamo che c'era questa preoccupazione, che poi non fu evitata nemmeno dalla legge sul finanziamento pubblico del partito. Cioè non dimentichiamo che si temeva che le fonti di finanziamento fossero trovate in istituzioni ed enti pubblici. Ed avvenne questo, ed è avvenuto ripetutamente. La legge sul finanziamento non è servita a questo, però è un sintomo, quella vicenda, di qual è il problema. Il problema è che noi dobbiamo tenere presente che non è possibile pensare ad un finanziamento dei partiti esclusivamente per il tramite privatisti. Non solo perché non ci sono soldi privati, ma una ragione di più, perché oltretutto necessariamente sono favoriti coloro i quali più hanno rispetto ai partiti di coloro che meno hanno.
Negli Stati Uniti d'America c'è una grossissima discussione, perché una sentenza della Corte Suprema americana ha deciso che era contrario al sistema costituzionale porre un limite ai sussidi dei privati ai partiti. E questo era invece nient'altro che un tentativo di arginare la dipendenza dei partiti dal capitale finanziario privato. Ecco, questa è una preoccupazione che va tenuta presente. Ecco perché il 2 per 1000 o altre soluzioni contano, ma conterebbe anche assegnare dei limiti precisi al finanziamento che i privati possono dare ai partiti politici. Certo, ci sono vari modi per evitare. Chi ha una grande famiglia può pensare di fare una serie di sovvenzioni ai figli, alla zia, alla nonna, alla suocera, però tutto sommato questo può in qualche modo essere un primo correttivo. Secondo correttivo poi importante, la democrazia interna. La democrazia interna è certamente un'esigenza, però oggi perché Grillo ha reagito? Grillo ha reagito anche perché ha visto che l'introduzione di certe regole mettevano in discussione questa sua pretesa di fare tutto attraverso la rete. Ecco, questo si è rivelata poi una storia assurda, incredibile. È nata per esempio la candidatura di Rodotà, presentata come una candidatura voluta dal popolo, 4.000 voti su 28.000 votanti. Quindi anche qui stiamoci attenti. Però bisogna in qualche modo che la legge si dia carico di queste che sono prospettive del futuro, perché ci sarà sempre più questa tendenza a ricorrere a Facebook, alla rete per comunicare i messaggi, e quindi anche questo avrà un peso sul funzionamento interno dei partiti. Stefano Rodotà aveva cominciato a prospettare questi problemi. Credo che è un settore in cui il suo insegnamento può risultare utile. Ultimo elemento, perché a Grillo ancora dispiaceva questo? Perché metteva in discussione il problema della trasparenza. Non si può pensare di andare avanti a continuare a fare riunioni segrete, carbonare o massoniche che sia. Se un partito si presenta all'opinione pubblica deve anche scontare la trasparenza del suo funzionamento interno, perché il cittadino deve essere in condizione di giudicare anche da questo punto di vista il partito. Grazie. C'è stata una debolezza fino ad oggi assoluta, terribile da parte dei decisori e da parte dei partiti in primo luogo. Non possiamo che augurarci che anche da incontri come questi possa venire una maturazione dei tanti elementi che sono là, sospesi da 20 o da 30 anni, che poi alla fine, poiché costituiscono la base del nostro vivere comune, interagiscono in maniera molto importante con la vita di ciascuno, con la vita della persona. Io vi ringrazio di aver partecipato a questo incontro, do la parola al professor Nocchi per l'organizzazione e per passare all'incontro seguente. Grazie e buongiorno. Invito al tavolo dei relatori Pierluigi Cappello, se vuole accomodarsi, grazie.
No, state. No, ma